Primo colpo di benna per la realizzazione della casa di comunità al distretto di Mestre. Sono 9 quelle che saranno realizzate entro il 2026 nel territorio servito dall'ULSS 3 Serenissima, territorio veneziano. Un intervento, quello di Mestre, con un impegno di spesa di 7 milioni di euro che rientra nel PNRR, composto dall'ammodernamento della struttura esistente ma anche di un nuovo edificio adiacente. Le case comunità diventano quell'anello fondamentale importante, un investimento di circa 250 milioni complessivamente in tutto il Veneto, fondi PNRR in parte missione 6, ma in parte anche fondi del Fondo Sanitario Regionale. Le case di comunità sono progettate per rivoluzionare il modo di approcciarsi ai servizi sociosanitari. Uno snodo importantissimo sarà poi la formazione del PUA, il punto unico di accettazione, dove il cittadino deve riuscire a trovare una risposta ai bisogni e dove chi c'è dall'altra parte deve capire anche quali sono i bisogni di questa persona, perché spesso e volentieri sono bisogni sommersi che non traspaiono. E la presa in carico, quello che è importantissimo sarà la presa in carico della persona a tutto tondo. Da 20 anni discutiamo del nuovo distretto di Mestre, del nuovo centro medico di Marghera, di investire nell'ospedale civile e di ampliare l'Angelo. Oggi tutti questi desideri e rivendicazioni che sono rimaste appunto lettera morta fino a qualche mese fa, oggi trovano compimento grazie alla collaborazione tra ULSS, quindi il direttore Contatto che ha lavorato molto bene in questi anni per portare questo obiettivo, l'assessore Lanzarin e il Comune di Venezia, che insieme hanno collaborato per mettere a terra questi investimenti. 7 milioni qui, 11 milioni a Marghera, 60 milioni di investimento all'ospedale civile. Quindi nel giro di 3 anni cambierà il volto dell'edilizia sanitaria nella terraferma e nel centro storico di Venezia. Noi abbiamo all'incirca 300 milioni di euro a disposizione, una cifra enorme, direi. È un piano Marshall per la sanità della nostra provincia e qui viene fuori il lavoro di grande sinergia che è stato fatto con la Regione e con le amministrazioni locali. Le case della comunità, gli hospice, gli ospedali di comunità, la realizzazione e il completamento di ospedali in questi anni vedranno proprio un'esplosione. Qui abbiamo visto la prima distruzione di un pezzo storico che però verrà ripristinato e il tutto rientrerà in un enorme programma che cambierà completamente il volto della sanità dell'azienda. L'incognita di un progetto che mira a migliorare l'assistenza è quella della carenza di personale. 3.000 medici e 4.000 tra infermieri e operatori sociosanitari, quelli che mancano in Veneto. Si sta lavorando parallelamente rispetto ai contenuti, quindi gli standard organizzativi che sono quelli previsti nel DM 77, accanto a questo ci sono i tavoli preposti per quanto riguarda il personale che sappiamo oggi sta mancando in tutta Italia, in tutto il paese e su cui ci sono degli interventi puntuali regionali. Abbiamo ampliato i corsi di infermieristica, abbiamo cercato di agevolare i corsi per operatori sociosanitari, abbiamo sicuramente aumentato i posti con le 2 università anche in medicina e chirurgia, sono state aumentate le specializzazioni, insomma sono state messe in campo tante azioni. Data obbligatoria a fine lavori per le strutture il 2026.